Bene, possiamo iniziare. Sì. Allora, intanto buonasera a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti in quest'aula dell'università che ci ospita oggi. Io sono Elisabetta Secchi e sono la responsabile della circoscrizione Sardegna per Amnesty International Italia. Faccio giusto un piccolo saluto qui sia per ringraziare gli ospiti che abbiamo la fortuna di avere oggi qua, nello specifico Riccardo Nuri, portavoce della sezione italiana di Amnesty International, e poi abbiamo Aide Esu, docente della facoltà, di questa facoltà e insegna sociologia, e poi abbiamo Roberto Loddo, che è direttore del Manifesto Sardo, probabilmente conosciuto da molti di voi perché è molto attivo anche nel panorama associativo e culturale cagliaritano soprattutto. Io infatti mi fido tantissimo di lui, lascerò direttamente a lui la moderazione dell'incontro. Vi ricordo soltanto che la circoscrizione Sardegna è un'articolazione territoriale di Amnesty, che come dice il nome stesso è un movimento internazionale, però che porta avanti le sue azioni grazie agli attivisti sul territorio, oltre che agli staff delle varie sezioni nazionali. L'evento di oggi si inserisce nel tipo di azione che portiamo avanti come attivisti sul territorio, che è un'azione proprio di promozione dei diritti umani, di diffusione della cultura dei diritti umani. Per quanto riguarda poi l'argomento, i nostri ospiti lascio appunto a Roberto e insomma vi auguro una buona serata con noi. Grazie. Grazie Elisabetta Secchi, la responsabile della circoscrizione Sardegna. Proteggo la protesta. La campagna Proteggo la protesta, che insomma ricordo questa assemblea essere la prima iniziativa di presentazione in tutto il territorio italiano, è una campagna lanciata da Amnesty che intende sfidare gli attacchi internazionali e diffusi alla protesta pacifica, alle proteste non violente, alle proteste per il dissenso e per il cambiamento. Sostegno e supporto alle persone che decidono di costruire mobilitazioni pacifiche, sostenendo le cause dei movimenti sociali che spingono al cambiamento della società orientata alla realizzazione dei diritti umani, e sostegno e supporto anche a tutte le persone, tutti i movimenti in sicurezza e senza ripercussioni. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad alcune delle più grandi mobilitazioni da decenni a questa parte, dal movimento delle persone afrodiscendenti ai movimenti transfemministi, fino ad arrivare ai movimenti contro i cambiamenti climatici che hanno ispirato milioni di persone, soprattutto giovani, milioni di persone che sono scese in strada per chiedere giustizia per le persone discriminate su base etnica e per l'uguaglianza, per i mezzi di sostentamento, per la giustizia climatica e la fine della violenza e della discriminazione di genere. Questa sera abbiamo l'opportunità di presentare il rapporto 2021-2022 sulla situazione dei diritti umani nel mondo, con un approfondimento sulla repressione globale del diritto di protesta pacifica, attraverso la presentazione di questa campagna con Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia e autore di libri sulle violazioni dei diritti umani, sulla pena di morte e la tortura. Insieme a Riccardo ci sarà la professoressa Aide Esu, docente di sociologia della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Cagliari. Anche lei è autrice di numerose pubblicazioni ed è referente per l'Ateneo di Cagliari di Runipace, la rete di università italiane che si occupa di diffondere la cultura della pace a tutti i livelli accademici. Io penso questo: ovunque le persone si sono mobilitate contro la violenza, contro gli omicidi della polizia, contro la repressione, contro lo stato dell'oppressione. Ci sono molte mobilitazioni in
tutto il mondo che sono connesse quasi senza eccezioni, è la risposta delle autorità statali a questa ondata di proteste di massa è ostruttiva, è repressiva, è spesso violenta. Invece di creare le condizioni per esercitare il diritto di protesta, i governi stanno ricorrendo a misure sempre più estreme per stroncarlo. Ed ecco perché Amnesty ha deciso di lanciare questa campagna. La necessità di una campagna come Proteggo la protesta in Italia, dal mio punto di vista, è ancora più urgente se consideriamo come metro di misura della repressione del dissenso, almeno dalle giornate di Genova del 2001, all'avanzare a tappe forzate di governi che ponevano al centro dell'interesse nazionale non le persone, ma i mercati e il neoliberismo, quindi una visione contro le persone, corrispondeva una compressione dei diritti e degli spazi di libertà. Abbiamo assistito in questi anni a limitazioni del diritto di sciopero, del diritto di manifestare, allo stesso tempo, perché questa roba comunque ha camminato nello stesso binario della repressione, anche di politiche volte a ridurre l'esistenza stessa del dissenso radicale e del conflitto sociale e politico. Quindi due grandi binari evocati da uno Stato sociale che si trasforma sempre più in uno Stato penale, che da un lato sono orientati a reprimere le forme di dissenso, ma dall'altro anche a costruire un impianto costituente, istituzionale dei governi che si sono succeduti fino adesso per un controllo sociale sempre più invasivo dei diritti delle persone e sempre più accentrato alle parole d'ordine dell'emergenza e della sicurezza. Vi ringrazio e lascio subito la parola a Riccardo Nuri. Grazie, buonasera. Voglio ringraziare Amnesty International Sardegna per avermi invitato, aver organizzato questo incontro, e la relatrice e il relatore che sono con me a questo tavolo. Io di questo volume qui, che abbiamo pubblicato alcuni mesi fa e che dà conto di quello che è accaduto in 154 paesi nel 2021, vorrei prendere dei dati essenziali. Non abbiamo tanto tempo e quindi vorrei prendere da questo volume ciò che ci serve per approfondire questa campagna globale che Amnesty International ha lanciato il 17 luglio di quest'anno, Proteggo la protesta, che è una campagna un po' vecchio stile nell'esperienza di Amnesty International, cioè una campagna globale che riguarda un fenomeno, lo analizza, lo denuncia, cerca di porvi rimedio fondamentalmente. Nel 2021 in almeno 67 stati sono state introdotte nuove norme che hanno limitato, in alcuni casi ulteriormente, il diritto di protesta pacifica. In almeno 85 stati è stata usata forza eccessiva per disperdere proteste pacifiche. Dovrebbe essere sufficiente questa coppia di dati per farvi capire quanto il tema difesa del diritto di manifestazione pacifica oggi sia per un'organizzazione per i diritti umani come Amnesty International un compito fondamentale. Anche perché accanto a questi due dati, che sono dati di Amnesty International, ce ne sono altri interessanti da riferire. Dal 2009 al 2019 ogni anno le proteste di massa nel mondo sono 0,5%. Si calcola che dal 2017 al 2021 in almeno 2/3 degli stati del mondo si sia scesi in piazza per rivendicare diritti, per chiedere verità e giustizia, per chiedere la fine della corruzione, della violenza, di politiche contrarie,
disuguali ai diritti. E quindi, mettendo insieme tutti questi dati, noi abbiamo di fronte un problema immane, e cioè, da un lato la protesta è sempre più evidente che sia uno strumento efficace di cambiamento, e dall'altro più le persone scendono in piazza perché si rendono conto che partecipare produce cambiamento, più gli stati ricorrono alla forza. Negli ultimi 13 anni, direi, ci sono stati dei momenti che hanno fatto la storia di questo XXI secolo, le proteste contro le misure economiche di austerity del 2010, le cosiddette, anche se è un termine che a me non piace, primavere arabe della fine del 10, inizio dell'11, che hanno nella loro fase di splendore decretato la fine di 3 dittature che erano durate un secolo, Zinedine Ben Ali in Tunisia, Muammar Gheddafi in Libia e Hosni Mubarak in Egitto. E sappiamo che il loro esito non è stato particolarmente positivo, ma noi dobbiamo partire da quel punto di vista delle persone scese in piazza e non a posteriori dire, siccome 10 anni dopo la Libia è in questa situazione, vuol dire che in Libia le proteste hanno fallito. È un periodo di tempo troppo breve. Anche perché le persone, quando scendono in piazza, poi è difficile che tornino in casa. Lo stiamo vedendo in questi giorni in Iran, dove ci sono persone che per la prima volta in larga parte scendono in strada, incuranti del fatto di non sapere se torneranno a casa vive. Gli ultimi dati di pochi minuti fa di Iran Human Rights, che è un'organizzazione sorella di Amnesty International, ci parlano di 154 morti almeno dal 16 settembre. Perché erano alcuni anni che non si vedevano manifestazioni così imponenti in giro per il mondo, è come se improvvisamente fosse scoccata quella scintilla che ha portato in tanti a dire non basta più mettere un like, fare un retweet, rilanciare un post, che sono cose utili, però bisogna metterci le suole delle scarpe, la faccia, il sudore, la fatica e in molti casi anche purtroppo il sangue. Dicevo che i governi stanno reagendo sempre di più a tutto questo. Lo fanno con una serie di modalità, criminalizzando tout court le proteste, con leggi che le impediscono, come quelle ad esempio che sono in vigore in Egitto, delegittimando chi organizza e chi prende parte, utilizzando la narrazione del traditore, dei traditori, delle spie, delle marionette di agenti esterni, di burattini al servizio dei nemici dello Stato. Insomma, in Iran sono 43 anni che si scende in piazza e queste persone che hanno un coraggio infinito, che scendono in piazza, oltre a subire la repressione, devono sentire l'ingiuria di sentirsi dire ogni volta state scendendo in piazza perché vi pagano gli Stati Uniti. Non c'è vergogna peggiore da infierire nei confronti di queste persone. E quindi già sarebbe il momento di dire basta, di prendere coscienza del coraggio che hanno le persone, che hanno motivi di per sé per essere arrabbiate, non hanno bisogno che qualcuno li manovri come dei burattini. Delegittimare vuol dire produrre una stampa nemica, vuol dire produrre una narrazione basata su troll, sui social, vuol dire anche poi, quando la stampa di regime definisce terroristi quelli che organizzano e prendono parte alle proteste pacifiche, vuol dire poi processi e condanne, in alcuni casi anche alla pena capitale. Oggi che la differenza tra la mobilitazione online e quella offline è più sfumata, nel senso che l'online fa parte dell'offline, perché l'online serve a organizzare, a dare indicazioni, a promuovere, a far venire persone, e basta che alla vigilia delle manifestazioni si mandino giù i social, si crei un internet down, un Instagram down, un Facebook down, Twitter down, e così è più difficile
organizzare le proteste, perché ti manca quella spinta, quella viralità della comunicazione nel promuovere e nel far sapere. Si possono creare procedure eccessivamente onerose, richieste di autorizzazione con un anticipo enorme, addirittura cauzioni da depositare per scongiurare il rischio che la protesta si faccia violenta, periodi di detenzione amministrativa e dunque preventiva per gli organizzatori. Insomma, si ostacola. E poi prende sempre più piede la rimozione delle piazze. Questo è un discorso che un po' di sociologia, un po' di architettura a me affascina tanto, perché a partire da piazza Taksim, dal movimento di Gezi Park a Istanbul in Turchia, lì l'abbiamo visto, no? Una piazza che storicamente era il luogo delle proteste, del primo maggio, dei sindacati e poi degli ambientalisti. Quella piazza è stata trasformata, è stata tolta come luogo e come spazio pubblico. E si possono trasformare le piazze, si possono anche negare attraverso la periferizzazione delle concessioni degli spazi. È evidente che se si nega una piazza centrale in una capitale e si concede uno spazio che sta a 20 km di distanza, per le persone sarà più difficile arrivarci, i giornalisti forse diranno che non vale la pena, l'eco delle rivendicazioni sarà molto minore, i governi potranno persino lasciar fare che una manifestazione, anziché in una piazza centrale, si svolga in una piazza a 20 km di distanza. E non stiamo parlando soltanto della Russia o dell'India, stiamo parlando anche dell'Italia. Nel dicembre del 21, quando è stata introdotta una disposizione che sembrava destinata apparentemente alle manifestazioni del movimento Novax, poi c'era una nota più piccola che riservava al Ministero dell'Interno di ampliare anche la portata di questa disposizione. Io e tante persone di Amnesty International Bologna ci siamo ritrovati, anziché in Piazza Maggiore, alla vigilia dell'ennesima udienza della detenzione preventiva di Patrick Zaki, anziché in Piazza Maggiore ci siamo trovati in una villa piena di fango, buia, in cui cercavamo di cercarci a tentoni, fredda, gelida, con pochi giornalisti, e hanno raggiunto l'obiettivo, non le autorità locali di Bologna. Questo non c'entrano i sindaci, è una disposizione del Ministero dell'Interno. E poi però il giorno dopo Patrick è uscito dal carcere lo stesso, quindi va bene. Un'altra tattica, questa l'abbiamo vista, è fatto bene a ricordare Genova, l'abbiamo vista a Genova. Si coglie la violenza di un piccolo spezzone di manifestazione per negare il carattere e la qualifica di pacifica allo stragrande resto della manifestazione. Questo Corso Italia a Genova è stato da manuale. E il diritto internazionale precisa delle cose, che se una manifestazione per alcuni suoi elementi può diventare violenta, compito delle forze di polizia è isolare i violenti, tutelare, non solo garantire che prosegua, ma tutelare gli altri partecipanti, proteggendoli dall'ampliarsi della violenza. E quello che abbiamo visto negli ultimi 2 decenni, da Genova in poi, è stato esattamente il contrario. Si prende come pretesto la violenza di alcuni per caricare tutti i cortei, con dei risultati che sono evidenti, di impreparazione alla gestione dello scontro, di danni, ferite e poi arresti in maniera casuale. Negli ultimi anni, nei confronti delle manifestazioni pacifiche, sono state adottate tecniche ancora più feroci. In Iraq delle granate da guerra sparate in faccia ai manifestanti. In Iran e in decine di altri paesi proiettili veri. In Israele, durante la marcia del ritorno del 18, i soldati sparavano agli arti inferiori per paralizzare in modo permanente i manifestanti palestinesi. In Cile hanno sparato negli occhi, pallini da caccia, rendendo ciechi tanti manifestanti. E poi c'è questo inganno delle armi non letali, che hanno
una denominazione così suadente è altrettanto pericolosa, perché non uccidono, almeno in teoria. Gas lacrimogeni, cannoni ad acqua, granate stordenti, le pistole a impulso elettrico. E di questa non letalità si fa uso e abuso per utilizzare in maniera indiscriminata tutto questo armamentario repressivo. Sembra che non c'entri nulla, ma 120 morti in uno stadio in Indonesia sabato scorso, durante una partita, alla fine della partita di calcio, sono stati causati dall'uso illegale di gas lacrimogeni contro una folla la quale non aveva se non un'unica uscita, alla quale si è accalcata, senza il minimo preavviso e senza che ci fosse quella condizione per cui quelle armi possono essere utilizzate, cioè una minaccia imminente alla vita delle persone che stanno gestendo l'ordine pubblico o anche di altre persone. E tante volte l'abbiamo viste, di nuovo parliamo di Genova, ma parlare anche di Napoli, marzo 2001, le prove generali di Genova, in una piazza di Napoli che non aveva grandi possibilità di uscire, gas lacrimogeni e intossicazioni a decine e decine. Il sociale. Esatto. Insomma, questo è l'armamentario che è a disposizione dei governi, di decine di governi. È quello che abbiamo visto all'opera in questi giorni in Iran, è quello che abbiamo visto all'opera in Russia dal 24 febbraio, quello che vediamo all'opera in Bielorussia dall'agosto del 20. Una violenza brutale che non fa sconti a nessuno e che si accanisce in particolare a livello globale nei confronti di quei gruppi che già sono vulnerabili per conto loro e che quando scendono in piazza si trovano in una vulnerabilità ancora maggiore. La comunità LGBTQA+, pensiamo ai tentativi di fare il Pride in Turchia da anni, non ci si riesce, e anche quei mini Pride che si fanno all'interno del campus universitario dell'Università del Politecnico Medio Orientale vengono repressi. Le proteste dei nativi, le proteste delle minoranze, le proteste dei poveri, le proteste delle donne, le proteste dei gruppi etnici, religiosi, poco rappresentati. Guardate, queste persone non possono, a questi gruppi non può bastare Twitter, non può bastare Instagram, devono scendere in piazza, ancora più delle persone che non sono in condizioni di vulnerabilità. Vengono colpiti di più. Il diritto di protesta pacifica, Amnesty sostiene, deve essere garantito sempre e comunque, con limitazioni minime. La principale è quando si scende in piazza per diffondere odio. Questa è la discriminante. E questa campagna di Amnesty International difende un metodo. Noi stessi dobbiamo imparare a disinteressarci del merito, salvo quando il merito non produca discorso e non fomenti l'odio, perché possono esserci delle cause che sono di per sé estranee ai diritti, in teoria, in ipotesi, ma deve prevalere il metodo. Se la protesta è violenta, qualunque sia il suo contenuto, Amnesty International la difenderà, anche in circostanze nelle quali i temi potrebbero essere lontani o percepiti come lontani da un movimento per i diritti umani. Chiudo per dirvi che le proteste a loro volta controbattono di fronte alla repressione. In Myanmar, dove ci sono stati 1.700 morti e 16.000 arresti dal golpe del 1 febbraio 21, il movimento di opposizione sceglie tecniche diverse. Anziché nei grandi centri fare manifestazioni nei villaggi, mettendo delle vedette all'ingresso, fa dei blitz sugli autobus per attaccare manifesti, di notte attacca dei poster. In Russia il movimento femminista contro la guerra, e non è affatto strano che un movimento femminista sia contro la guerra, e prenda le fila del movimento che dal 24 febbraio si oppone all'invasione russa dell'Ucraina,
ha trovato delle formule molto originali. Entrare nei supermercati e sostituire i cartellini dei prezzi con dei piccoli cartellini con su scritto slogan contro la guerra, oppure stampare banconote false in cui da un lato c'è la parte vera e dietro c'è uno slogan contro la guerra. In Bielorussia, ed è l'esempio per me più romantico di questo periodo, è nato un gruppo che si chiama i Partigiani delle Ferrovie. Chiudo raccontando la loro esperienza. La Bielorussia sapete che è lo stato vassallo della Russia, è la retrovia anche militare nella guerra contro l'Ucraina. E allora i Partigiani delle Ferrovie che fanno? Entrano nelle centraline che comandano gli scambi e fanno un piccolo sabotaggio. Chi è di turno per caricare non carica, chi è di turno per guidare la locomotiva entra in sciopero. Si fa qualche piccola azione di disturbo sui binari. Il tutto per non far passare o non rallentare il passaggio dei treni che portano blindati, armi e soldati russi a commettere crimini di guerra in Ucraina. Questo per dire che non è scontato che l'ultima parola ce l'abbiano gli stati. A volte, anche se con grande sacrificio, l'ultima parola cerchiamo di avercela noi. E questo è lo spirito della campagna di Amnesty International. Non raccontare una sfida impari, anche se giorno per giorno può sembrare che sia, raccontare la potenza, il coraggio, la nobiltà della protesta pacifica per rivendicare diritti. Grazie. 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 Grazie a Riccardo Nuri. Nel presentare la professoressa Esu vorrei condividere con lei una percezione probabilmente dettata anche da una certa narrazione giornalistica dell'Occidente. È vero, quello di Amnesty è un obiettivo ambizioso se consideriamo il processo in atto in tutto il mondo delle garanzie democratiche e dei diritti individuali. La percezione, almeno dal mio piccolo osservatorio, è che questo processo sia molto veloce, chiaro, evidente nei regimi autoritari e nelle dittature militari. È lento, con aspetti complicati da cogliere, talvolta impercettibili nelle cosiddette democrazie liberali, come quelle europee, tranne l'Ungheria e la Polonia, dove questo processo di progressiva compressione degli spazi di democrazia delle minoranze, dei diritti delle donne, della comunità LGBTQ+, fino ad arrivare ai diritti delle persone rifugiate e richiedenti asilo, con azioni anche di islamofobia. Ecco, nella nostra Europa c'è un pezzo di società che è stata connessa a questa internazionale dell'intolleranza e ha subito negli ultimi anni un'accelerazione di questa compressione dei diritti sociali, umani e civili sempre più evidente. Bene, grazie, intanto buonasera a tutte e a tutti e grazie ad Amnesty per questo interessante iniziativa di presentazione del report. Io comincio prima di rispondere alla questione che mi hai posto dicendo due parole su Runipace, perché Runipace in questo momento è estremamente importante. Allora, Runipace nasce 3 anni fa su iniziativa e sulla spinta anche di una esperienza interaccademica tra l'Università di Brescia e l'Università di Pisa, in cui si è sperimentato per la prima volta un corso interateneo sui temi della pace. E il successo di questa esperienza accademica alla pace, che è parte delle loro sensibilità di ricercatori, abbiamo proposto di provare a costituire una rete di atenei italiani che spingessero in questa direzione. E da un gruppo di 16 atenei
Abbiamo progressivamente costituito questa piattaforma, è diventata una piattaforma importante in cui abbiamo identificato 11 tematismi diversi. Oggi la rete è diventata una rete di 66 atenei e l'anno prossimo probabilmente, me lo auguro, ve lo annuncio così, probabilmente riusciremo a fare una summer school sui diritti umani a Cagliari. Quindi questo è un po' il nostro auspicio, è uno degli obiettivi che ci poniamo nella brevissimo tempo. E Runipace cerca di entrare nell'accademia e sollecitare un approccio agli studi dei temi più ampi sulla diversità, a partire dai temi sul militarismo, le spese militari, gli inquinamenti generati dalle spese militari, i diritti umani tout court, gli studi sulla pace e per la pace, e questo in qualche modo sta cominciando a creare dei piccoli movimenti all'interno degli atenei, spingendo anche i rettori a prendere delle decisioni. Lo scorso marzo siamo andati alla marcia straordinaria Perugia-Assisi. Non tutti gli atenei hanno aderito, però c'era un buon numero anche di rettori che hanno marciato con noi verso Assisi. Quindi per noi questi sono dei piccoli avanzamenti in questa direzione e anche dei piccoli cambiamenti istituzionali. E in questo momento la CRUI ha accettato, diciamo, un messaggio di protesta che Runipace ha scritto a proposito degli eventi sulla protesta in Iran. Quindi questo, diciamo, siamo come delle piccole talpe che lavorano dentro l'accademia e cercano piano piano di trovare un piccolo spazio perché questo venga riconosciuto. E devo dire, io appartengo a una disciplina come quella sociologica e in particolare io mi occupo di studi sulla violenza e di movimenti sociali, e la comunità scientifica internazionale a cui io faccio riferimento, che è l'Associazione Internazionale di Sociologia, ha un esposti anche a delle situazioni di grandissimo rischio. Quindi per noi non è soltanto una scelta di approccio di studio disciplinare, ma per molti di noi anche una scelta di campo ben precisa. Io mi occupo, sono stata tantissimo tempo a lavorare in Israele e in Palestina, cercherò di entrare fra 2 settimane. Dico cercherò di entrare nel senso che io potrei rientrare dentro quegli scholar che sono considerati passibili di travel ban. Okay? Andrò con dei colleghi, quindi per me questo rappresenta una forma di tutela, perché non ho ancora, a distanza di 6 anni, provato ad andare da sola, perché non voglio vivere l'esperienza, ma ho vissuto diverse esperienze di limitazione della mia libertà di ricercatrice, nei controlli all'aeroporto, nel sequestro del mio computer per alcune ore per controllare le documentazioni. Sono tutte violazioni, questo è importante, del diritto alla conoscenza. Ho lavorato con diversi gruppi in Israele e in Palestina, ho fatto l'osservatrice ai checkpoint, quindi sono tutte esperienze per me arricchenti, non solo dal punto di vista della ricerca, ma soprattutto sono esperienze umane, perché nel momento in cui io vedo delle persone che si espongono all'ostracismo delle proprie società per vedere riconosciuti i propri diritti e sentire delle donne israeliane che dicono: ma perché noi dobbiamo organizzare i viaggi, i tour per vedere i campi di concentramento in Germania? Noi ce l'abbiamo dietro casa. Sono parole forti, però danno un po' la misura anche delle sfide che queste persone rappresentano per le proprie società. E questa, come dire, rappresentazione critica io la estendo anche, diciamo, al cosiddetto nord globale, perché noi siamo cresciuti, diciamo, dentro questo frame diciamo disciplinare e storico-filosofico in cui ci raccontano che la modernità dell'Occidente è generatrice dei processi di democratizzazione, di questi processi che si sono ispirati ai principi fondativi della Rivoluzione francese. Però se noi andiamo a guardare che cosa è stato gli ultimi 2 secoli la storia dell'Occidente, ci rendiamo conto che questi principi fondativi sono stati violati da subito. Il XXI secolo è un secolo che è cominciato con un genocidio, quello armeno, e si è concluso con il genocidio del Ruanda.
Quindi sono secoli di sangue che noi, come occidentali, che siamo i portatori della democrazia e pretendiamo in alcuni contesti di esportarla, questa democrazia, invece siamo creatori di violazioni, siamo creatori di morte. Quindi questa modernità trionfante di cui noi andiamo tanto orgogliosi, ha prodotto il colonialismo, ha prodotto il darwinismo sociale, quindi la pretesa che una superiorità del mondo occidentale abbia potuto generare poi quel tipo di legittimazione e di azione di sfruttamento di quei luoghi. Ha creato nazionalismi, ha creato esclusionismo e tutto questo torna purtroppo a essere presente nelle nostre società in questi giorni. E io ho provato a leggere questo rapporto e a guardare, ho preso 3 paesi e ho provato a fare un piccolo esercizio comparativo. Allora, ho scelto la Danimarca, perché diciamo nel nostro immaginario il paese del nord Europa è un paese che è l'eccellenza della democrazia, e questa eccellenza di democrazia invece presenta degli aspetti inquietanti di discriminazione e di violazione dei diritti umani. Intanto i cittadini presenti nel territorio danese non occidentali, questo rapporto ci dice che subiscono continue discriminazioni nell'housing sociale, quindi sono in parte considerati cittadini di serie B. Ma la cosa che mi ha sconvolto più di tutte l'estate scorsa è che un governo socialdemocratico danese ha fatto la scelta di approvare dei programmi di dislocazione dei richiedenti asilo in Ruanda. Non stiamo parlando di un governo conservatore, stiamo parlando di un governo progressista. Quindi questo vi dà un po' la misura e lo spessore di come i diritti umani vengono costantemente violati anche in questi paesi che dal nostro punto di vista sono i paesi che dobbiamo spesso prendere come esempio di democratizzazione. La Francia, il paese della rivoluzione francese, dei principi fondativi dei diritti umani, invece, come dire, presenta degli elementi inquietanti, alcuni di quelli che raccontava prima Riccardo. Intanto il fatto che siano state approvate nel Parlamento francese delle leggi chiamate sulla sicurezza globale e il rafforzamento dei principi repubblicani, che in realtà introducono degli elementi di sorveglianza sociale dei cittadini e dei diritti di libertà di espressione e di libertà di associazione. È gravissimo questo, per un paese che ha fondato tutta la narrativa della sua discorso democratico libertario su questi principi. L'abbiamo visto nelle immagini televisive della scorsa primavera, la polizia francese ha un uso eccessivo della forza nei confronti dei manifestanti. Io ho studiato in Francia per il mio dottorato, la cosa che mi faceva paura ogni volta che andavo in piazza era la polizia francese. La guardavo e dicevo, io non mi sento protetta. Tutto il loro armamentario fisico, anche la fisicità di questi militari, era inquietante, non era una manifestazione di tutela. E io sono stata a Parigi in periodo in cui c'erano gravissimi attentati e la polizia circolava per le strade con i mitra a difesa dei cittadini, passeggiava nelle strade. Quindi questo vi dà un po' la dimensione di questa forza, di questo apparato controllore e persuasivo. L'altro è la persistenza della profilazione razziale. La polizia francese ancora oggi utilizza la profilazione razziale e la sistemica discriminazione in questo senso, le violazioni dei diritti transgender, okay, che vengono escluse dalla fecondazione in vitro. Ancora un ultimo evento è quello del ripatrio forzato dei ceceni alla Russia, nonostante l'alto rischio di persecuzione nei loro confronti. Questa è la Francia liberale, la Francia della democrazia. E adesso veniamo all'Italia. Cosa fa questa? Allora, una delle prime cose che vengono indicate in questo rapporto è la violazione degli operatori della salute nelle case di cura per anziani durante la pandemia. Forse ce ne ricordiamo quelle immagini terribili in cui gli anziani potevano entrare in contatto fisico con i propri parenti attraverso quel velo
di plastica, Sì. ok? E si diceva questo è importante perché comunque è un gesto di affettività, ma c'era comunque una grossa barriera. Non discuto le questioni di ordine medico-sanitario, che sono importanti, la tutela della salute è estremamente importante, però di fatto tutti abbiamo vissuto violazioni di questo tipo, ma soprattutto penso agli operatori della salute che comunque sono stati costantemente esposti a dei rischi di questo tipo. L'altra nota gravissima e dolente del nostro paese è la persistenza della violenza di genere. La pandemia ha potenziato, diciamo, questo fenomeno e cominciamo oggi a vedere un po' gli effetti, la numerosità dei femminicidi, ma noi vediamo soltanto il femminicidio, attenzione, non vediamo tutto quello che precede. Tutto quello che precede non è visibile e l'isolamento è stato estremamente importante da questo punto di vista, questo è stato davvero fortemente impattante. Altri due punti. La mancata approvazione parlamentare della tutela contro i crimini di odio verso le persone che sono attaccate a causa del genere, alla partenza genitali, all'orientamento sessuale. Questa è una violazione gravissima e questo era un Parlamento che, tra virgolette, in termini di composizione politica probabilmente rappresentava una maggioranza per certi versi favorevole in quella direzione. Non oso pensare cosa accadrà nel prossimo futuro. Vedremo il report del prossimo anno cosa ci dirà. L'altra è la persistenza della vulnerabilità dell'immigrazione regolare. Continuano ad esserci delle frange molto ampie di vulnerabilità e soprattutto di criminalizzazione verso i rifugiati che si rivolgono alle frontiere. Quindi questi sono processi estremamente gravi e inquietanti. Voglio chiudere tornando alla questione mediorientale, per esprimere la solidarietà nei confronti dei prigionieri politici palestinesi che in questo momento stanno facendo lo sciopero della fame per protestare contro la detenzione amministrativa. La detenzione amministrativa è un retaggio del proprietariato. È un retaggio del mondo del proprietariato inglese che prevedeva la reclusione per persone per ragioni di carattere amministrativo senza che poi fosse riconosciuto il loro diritto di un giudizio da una corte. In realtà in questo momento in Israele l'obbligo è che dopo 8 giorni di detenzione amministrativa ci sia un giudice che emana una sentenza, ma di fatto ci sono dei continui rinvii e questi continui rinvii fanno sì che in detenzione amministrativa ci siano palestinesi come Alara Muri, che è un militante e un difensore dei diritti umani, come Nidal Abulaker e Ghassan Zawahek, che hanno trascorso anni e anni di detenzione amministrativa. E la cosa più inquietante è che questa detenzione amministrativa è una misura che viene estesa anche ai bambini, dai 5, diciamo tutti i minori, dai 5 ai 18 anni. E qui vorrei citarvi un lavoro, secondo me, bellissimo e molto importante, che ha scritto una psicologa palestinese che lavora all'Università di Gerusalemme e che è Nadira Shalud Kevokian. Lei ha scritto questo bellissimo libro che si chiama Incarcerate Children and the Politics of Unchilding. Lei ha coniato questo termine unchilding, che potremmo tradurre probabilmente come privazione dell'infanzia. E questa privazione dell'infanzia consiste in che cosa fondamentalmente? Intanto quello che lei chiama il mancato riconoscimento ontologico del dolore e della prospettiva di un futuro. È una cosa agghiacciante questa descrizione che lei fa, cioè privare qualcuno di una speranza di vita e soprattutto agisce in maniera perversa all'interno delle strutture familiari. In che modo? La detenzione obbligatoria domestica. Quindi i genitori diventano i carcerieri e diventano i tutori della legge per conto dello Stato occupante. Quindi questo ha una doppia funzione: privare questi bambini della speranza di un futuro e trasformare i loro genitori in carcerieri. Quindi immaginate dal punto di vista delle relazioni familiari e sociali che cosa questo comporta. E l'auspicio di questa autrice è che
questo tema e questa concettualizzazione che lei propone dell'unchilding diventi un tema importante, fondativo dei diritti umani, del riconoscimento della violazione di questi diritti. Quindi io credo che da un punto di vista scientifico e politico il lavoro di Nadira Sharur-Kerkhan sia estremamente importante, perché ci costringe a pensare ai diritti umani probabilmente da un'altra prospettiva. E con questo chiudo. Grazie. Allora, ringrazio la professoressa Aidesu e vorrei condividere una ulteriore considerazione con Riccardo, ritornando al caso italiano della repressione del dissenso e anche al caso sardo, visto che comunque nella nostra isola delle disuguaglianze non ci facciamo mancare sicuramente repressione del dissenso. Credo che almeno dalla fine della Prima Repubblica, cioè dagli anni in cui si negoziava con il conflitto sociale, la risposta dei governi al conflitto sociale e politico sia stata puramente ed esclusivamente giuridica, cioè una risposta securitaria, repressiva e mai più politica. Possiamo essere d'accordo o non essere d'accordo con le ragioni politiche che portano le persone a manifestare, ma dopo Genova questa modalità di considerare lo Stato penale come spazio di difesa della ragione di Stato, proprio della ragione di Stato, ha colpito praticamente tutti i movimenti sociali, dal No TAV al No TAP, fino ad arrivare al movimento di lotta contro l'occupazione militare in Sardegna in questi ultimi anni, zone rosse, sospensione addirittura dei trattati europei per bloccare i manifestanti a casa loro, nei loro paesi d'origine, limitazione degli spostamenti, trasformazioni in siti di interesse militare i luoghi del possibile dissenso, come per esempio, ricordate per esempio i siti di stoccaggio dei rifiuti che venivano trasformati in siti di interesse militare per evitare che ci fossero poi le manifestazioni, le cariche delle forze dell'ordine determinate non dall'esigenza reale dell'ordine pubblico che citava Riccardo nella sua presentazione, ma dall'impreparazione e dallo stato di emotività alterata. Guardate le immagini delle ultime cariche della polizia alle giovani durante i comizi di Giorgia Meloni e vedrete questo stato di emotività alterata delle forze dell'ordine che urlavano senza nessun orientamento dell'organizzazione dell'ordine pubblico in quelle manifestazioni, semplicemente erano liberi questi agenti di comportarsi come volevano in preda alla disperazione, quindi in uno stato di emotività alterato, e sono immagini che potete rivedere negli ultimi comizi a Palermo e a Cagliari, purtroppo. Ecco, a tutto questo poi aggiungiamo tecnologie di comunicazione e di sorveglianza sempre più insidiose, sempre più funzionali a spegnere il dissenso. Sì, hai ragione. Noi in questi 22 anni da Napoli, Genova 2001, abbiamo dolorosamente visto cosa vuol dire vivere in uno Stato in cui le leggi sui diritti umani non sono a posto. E per 16 anni successivi a Genova non abbiamo avuto 2 leggi a posto, cioè abbiamo avuto 2 mancanze. La legge sul reato di tortura, che è stata introdotta con 29 anni di ritardo solo nel luglio del 17, e che sta funzionando nonostante fosse stata scritta per non farla funzionare, in maniera barocca, ampollosa, ridondante, ambigua. E
e però manca ancora una legge, e siamo rimasti in 4 nell'Unione Europea a non averla, una legge sui codici identificativi alfanumerici per le forze di polizia in servizio di ordine pubblico. Ora, agire gli spazi di libertà, gli spazi pubblici, in un contesto nel quale per 16 anni, per 17 anni, vediamo l'inizio di questo secolo, per 17 anni non ci sono state 2 leggi importanti a garanzia dei cittadini e delle cittadine che scendono in piazza. E una ancora manca, pone dei grandi pericoli, a cui se ne aggiungono altri. Tu hai parlato dell'impreparazione, di uno stato di esaltazione, di emotività, ma noi abbiamo traccia della formazione che viene fatta nei confronti delle forze di polizia, c'è trasparenza su questo. Sappiamo se nei corsi di formazione o di addestramento vengono presentate le norme, gli standard internazionali sull'uso della forza per stabilire quando è legittimo e quando è illegittimo, per stabilire quando si può e quando non si può. Vorremmo saperlo. C'è stata una stagione di fogli di via che volavano come coriandoli ed era lo strumento per non far manifestare, cioè tu li aspetti al treno e poi dai il foglio di via e dici io qui non ti voglio vedere. Abbiamo avuto una interpretazione del ruolo del servizio di ordine pubblico in occasione di elezioni, in questo caso con gli episodi che hai citato. Io ricordo in una precedente tornata in cui esprimere pacificamente il dissenso nei confronti, credo, dell'allora ministro dell'Interno ai suoi comizi significava passare brutti momenti. C'è un clima di impunità che non viene scalfito fino in fondo, un clima di impunità che è figlio della non volontà della dirigenza di esaminare a fondo la propria condotta. Abbiamo avuto casi clamorosi di depistaggi, di omertà, ma abbiamo anche avuto casi in cui magari non c'è stata omertà, non c'è stato depistaggio, ma non è emersa la volontà di collaborare fino in fondo a cercare verità e giustizia. C'è questa, hai citato la sorveglianza di massa e sono d'accordo, questo è un futuro inquietante. E siccome noi prendiamo molto dagli Stati Uniti, non vorrei che poi Roma, Cagliari o Milano o altrove diventassero ciò che è già New York da 3 anni, cioè un luogo in cui si sperimenta la sorveglianza attraverso l'intelligenza artificiale per controllare il dissenso, in particolare il dissenso del movimento Black Lives Matter. La pericolosità delle armi non letali, e se un giorno la pistola a impulso elettrico, cioè la taser, proprio perché non è letale, quindi si può usare come disinvoltura, sostituisse il manganello, ci ritroviamo a avere una polizia elettrificata nelle piazze. Che scenario è questo? Per questo è importante a questa, cito anch'io un'espressione inglese, gli shrinking spaces, no? Cioè gli spazi di libertà che si riducono sempre di più, ed è una tendenza tutta europea questa. Noi dobbiamo reagire non soltanto rivendicando il diritto di protesta pacifica, ma anche andando nelle strade a vedere che succede. Amnesty International ha una sua task force di osservatori che porta nelle piazze per controllare che l'operato delle forze di polizia sia conforme alle norme del diritto internazionale sull'uso della forza. E immagino che dovremo utilizzare questi osservatori, che sono dei volontari specializzati, sempre più spesso. Quindi sono preoccupato. A questo aggiungo, questa campagna avrà evidentemente dei focus anche in Italia. Uno l'hai citato, la repressione delle proteste del movimento NOTAV in Piemonte, ma noi siamo anche, come dire, un'organizzazione di ascolto e di ricerca, quindi se c'è un tema di protesta pacifica su temi di diritti in Sardegna, come io so che c'è, ma non mi bullo a venire qui a raccontarvela io, voglio ascoltarla. Su questo sappiate che Amnesty International è a disposizione. Grazie. Bene. Sì. Perché io non sono totalmente d'accordo con te. Non sono totalmente d'accordo sul salto di emotività alterato. Io ero presente.
alla manifestazione della Meloni. È avvenuto sotto i miei occhi. E ho assistito, come vado spesso nelle piazze, a osservare quello che accade nel corso delle campagne elettorali. Mi interessa capire il comportamento degli elettori, chi partecipa, perché quindi sono stata a sentirne diversi e ho compreso quello della Meloni. E con molto anticipo ho osservato la disposizione delle forze dell'ordine, che era una disposizione eccessiva rispetto alla situazione, molto nervosa, e con una pressione costante su un gruppo di persone che sono quelle che poi sono state oggetto della loro attenzione specifica. Molti di loro erano adolescenti. Non solo hanno ricevuto molte pressioni, cercavano di identificarli con molto anticipo, senza che loro facessero nulla. Okay. Quindi già stavano, come dire, violando una norma e lo stavano facendo in virtù del fatto che erano molto giovani e che non conoscevano. Io ho sentito una di queste persone che, rivolta a uno di questi ragazzi, diceva: state violando la legge, sappiate che durante la campagna elettorale non è possibile fischiare. La turbativa, cos'è? La turbativa di comizio elettorale. Okay. Quindi questa è stato un gioco di provocazioni continue, perché era la ricerca dell'incidente. L'incidente regolarmente è avvenuto, quindi vuol dire è una profezia che sta avverata. Diciamo più che il carattere emotivo, il carattere performativo. Farsi vedere ai nuovi naturalmente erano, diciamo, delle persone direttori che non erano identificabili perché non indossavano neanche la divisa, né indossavano certo, un distintivo di riconoscimento. No, ovviamente anche io non credo che quello stato sia determinato dal destino di questa deriva repressiva della questura di Cagliari. Ora io nell'avviarci comunque alle conclusioni di questo incontro interessante, intanto possiamo già prendere degli impegni come Manifesto Sardo, come redazione del Manifesto Sardo. Io immagino anche la professoressa Aide Esu, ci impegniamo a rimanere in contatto con Amnesty per la ricerca e lo studio della questione sarda della repressione, con quei movimenti che sono oggetto di questi attacchi. Questo non voleva essere solamente un incontro di presentazione di un rapporto, ma voleva essere anche l'apertura di un percorso di analisi, di ricerca, di studio e di incontro con quelle persone, quei movimenti che da tempo denunciano una prospettiva repressiva nei confronti dei loro orientamenti. Dico questo anche consapevole del ruolo della stampa e del giornalismo, perché non è solamente in capo allo Stato la funzione di controllo e di repressione. Questo sì, è sempre più potente, questo potere nei confronti dello Stato, ma non possiamo nasconderci, non possiamo dire altrettanto della funzione della libera stampa nel leggere le manifestazioni di dissenso, perché sempre più la stampa, i media, leggono questi eventi come casi di cronaca nera. Cioè oggi queste manifestazioni, le manifestazioni di dissenso per la stampa sono diventati casi di cronaca nera, sono diventati eventi di violenza premeditati da organizzazioni che non sono organizzazioni di dissenso, ma diventano organizzazioni criminali. Quindi
non è solamente lo Stato sociale che si trasforma in Stato penale, ma è anche certo giornalismo che viene contaminato da questa esigenza di nascondere ogni tentativo di cambiamento sociale in nome di questo rituale ossessivo della sicurezza, dell'emergenza. Quindi io vi ringrazio e lascio la parola a Elisabetta Secchi. Volevamo rendervi partecipi di un'azione tra poco, però prima di questo volevo chiedere se ci fossero domande dall'aula per i nostri relatori. Avvicinati. No, solo veramente segnalare un episodio di qualche mese fa, diciamo, di repressione un po' particolare. Cioè Avvicinati qui. Va bene, sì, va bene così? Sì. No, non ho capito, il microfono viene da... Perché sono una diretta. Sì, diretta. Ok, va bene, sì, grazie. Va bene, mi chiamo Torre comunque semplicemente per una situazione che si è verificata il 22 aprile a Iglesias. Era un'iniziativa per la giornata della terra, organizzata dal Comitato Riconversione RVM, la rete World Free, insomma diverse associazioni che in particolare diciamo fanno attività contro la guerra, contro la fabbrica di bombe di Iglesias Domus Novas. Era previsto di farla in piazza, poi la giornata è stata chiesta una sala comunale e è stata fatta in una sala comunale. Con interventi hanno cominciato dei bambini che raccontavano attività di educazione alla pace, insomma un po' di interventi, e praticamente sono stati presenti 2 poliziotti, insomma, e ad un certo punto chiedono questi 2 di identificare tutte le persone nella sala. E lì diciamo veramente questa richiesta è stata misteriosa, perché in una sala concessa dal comune per un'iniziativa con relazioni di bambini, interventi, certamente c'era in particolare un esponente del movimento non violento nazionale che presentava un suo libro contro il virus della violenza, eccetera. Ecco, diciamo, capire perché venisse chiesta l'identificazione della 50-60 di persone che eravamo nella sala è rimasto misterioso, cioè veramente era una situazione di un pacifico estremo, semplicemente si dicevano delle proprie opinioni, eccetera. Ecco, allora diciamo c'è stata qualche resistenza, esattamente, devo dire, nel momento in cui questa cosa è stato chiesto, io e altre 3 persone eravamo fuori, abbiamo visto questa cosa, avevamo il treno di lì a 10 minuti e devo ammettere che ce ne siamo andati, cioè a prendere il treno per Cagliari. Ecco, diciamo, cioè io mi sono dai che rientriamo per fare no, però insomma c'era il treno e gli altri c'era qualcuno che stava protestando, eccetera. Credo che alla fine forse si siano concentrati, come capita di frequente, sulle persone più in vista, diciamo, delle associazioni, eccetera. Sì, non credo che abbiano identificato, io ho capito che non hanno identificato tutti, hanno preso in particolare i nominativi delle persone che erano conosciute, perché sono sempre gli organizzatori delle iniziative. Grazie. Ovviamente anche qui una parte della stampa ha raccontato questo episodio a modo suo, seguendo i suggerimenti della Questura di Cagliari, quindi non aggiungo altro. Va bene. Sì. Sì, volevo aggiungere, non so naturalmente se è già citato nel rapporto, questo non lo so, ma il tema di detenzione per reati amministrativi, un caso particolarmente grave è quello inerente, credo,
CPR presenti in Italia su una quindicina almeno di postazioni, oltre a quello di Matomeo, con un rispetto dei diritti che è anche inferiore a quello dei detenuti, non certo per fare una gara di basso, ma senz'altro con una serie di violazioni che nemmeno nel caso di persone detenute per reati penali si configura per quello che sono i reati amministrativi. Quindi questo diventa una soglia, immagino, pressoché inaccettabile, perché queste persone adesso per un periodo di tempo determinato praticamente scompaiono al mondo in Italia, quindi sono persone che hanno ancora meno diritti rispetto a quelli che sono i diritti che almeno dovrebbero essere assicurati tanto a qualsiasi persona, ma anche in caso di detenzione, tenendo conto che sono appunto reati amministrativi, vanno a scontare una pena che senz'altro è superiore rispetto a quelli che sono i reati che hanno compiuto e le motivazioni che sono alla base dei reati che hanno compiuto. E questo, ripeto, con una presenza anche, non perché sia maggiormente grave, ma senz'altro è una realtà che possiamo avere a distanza minima rispetto al CPR presente a Matomeo. Quindi non hanno un'assistenza sanitaria rispetto a quello che dovrebbe essere garantita. Sono all'interno di una gara d'appalto che vede appunto l'appalto di CPR a una sola società. Non c'è possibilità, cosa che succede per esempio con i detenuti, di avere un accesso da parte dei parlamentari, perché credo che questo sia avvenuto in un paio di casi e sono stati eccepiti tutta una serie di misure prima di poter accedere. Quindi abbiamo una situazione che senz'altro credo che sia degna di nota, perché comunque scompare al mondo delle persone, ma scompare anche a quello che sono le esigenze di uno Stato di diritto. Grazie. Grazie. Mi inserisco, perdonatemi perché purtroppo gli orari delle aule sono abbastanza stringenti. Allora, vedete gli attivisti del gruppo di Cagliari che stanno distribuendo dei cartelli, perché vorremmo invitarvi a fare con noi un'azione, che sarà una fotoazione, per sostenere i manifestanti e le manifestanti delle piazze in Iran. Non c'è bisogno, immagino, che io vi spieghi cosa sta accadendo in Iran, un po' se ne è parlato soprattutto all'inizio, però in generale Amnesty sta organizzando mobilitazioni a livello internazionale per sostenere queste proteste e abbiamo delle richieste che sono anche piuttosto specifiche. Come Amnesty International chiediamo di rimuovere dal codice penale ogni legge che sia poi discriminatoria e che imponga come una persona debba o non debba vestirsi, per intenderci. Chiediamo di porre fine all'utilizzo della forza letale durante le proteste, chiediamo di cessare anche l'uso di illeciti che vengono utilizzati per sparare ai manifestanti e chiediamo di garantire indagini tempestive, complete, indipendenti e imparziali sull'uso illegale della forza da parte delle forze di polizia. A questo proposito, prima di darvi istruzioni pratiche su come faremo questa azione, volevo leggervi una delle testimonianze che Amnesty ha raccolto in Iran più o meno dal 16 settembre in poi. Ce ne sono diverse, leggo questa, è molto breve. Una vittima ha descritto così cosa gli è successo. Gli agenti hanno detto che mi avrebbero lasciato andare, ma che dovevo correre via. E quando mi hanno rilasciato, per tutta la preoccupazione che avevo addosso, mi sono allontanato lentamente. Quando ero a circa 1 metro di distanza, hanno iniziato a spararmi con proiettili di gomma. Mi hanno colpito 5 o 6 volte. Ho proseguito e a circa 200 metri di distanza 4 agenti rivoluzionari della guardia mi hanno fermato e hanno cercato di tirarmi via per un braccio. Ho detto loro che mia madre è malata e che dovevo andare a casa. Mi sono offerto di mostrare la mia carta d'identità e di dimostrare loro che la mia casa era vicina. Uno di loro ha iniziato a prendermi a calci e a picchiarmi e ha detto che se mi vedranno di nuovo mi violenteranno. Ora, queste insomma e tante altre sono le testimonianze, le situazioni a cui stiamo assistendo.
E uno dei modi appunto per sostenere chi è davvero lì in piazza è proprio dimostrare solidarietà. Quindi quello che vi chiediamo è di sollevarvi in piedi con questi cartelli, chiedo ai relatori di venire magari qua in prima fila e faremo delle insomma condivideremo e faremo arrivare. Io non so. Grazie. Allora, lo teniamo un po'. Se riusciamo a metterlo dentro io da qua magari. Grazie. Abbiamo dato il QR code con la petizione per avanzare le richieste che abbiamo Sì. Questa campagna è stata lunga, quindi questa campagna sarà lunga, quindi se abbiamo modo di Scusatemi, una cosa, mi diranno l'informazione, adesso ci sarà una manifestazione pro liberazione di Assange il 15. Grazie. Alle 6 in contemporanea con il mondo, praticamente una manifestazione internazionale. Chiudiamo la diretta magari. In piazza Costituzione e piazza Martiri, non a caso Costituzione Martiri.